Bene, buonasera a tutte e a tutti, benvenute e benvenuti, è un piacere accogliervi qua alla nostra Arena San Giorgio per un altro appuntamento del Cinema Sotto le Stelle, ma è il momento però di accogliere la nostra ospite e vorrei in qualche modo ricostruire davvero con sintesi, perché sono talmente tante e poi la scoprirete qua sul palco accanto a me, è una persona vulcanica, piena di iniziative e di idee. Lei ha lavorato ai suoi inizi a Los Angeles, all'Afi Fest, dove si è trovata da subito, proprio inizio carriera, ad avere a che fare con Agnes Varda, con Yevtushenko, con Tarkovsky, quindi nomi sacri della cultura del cinema internazionale. Ha lavorato dandogli anche molta forma per quello che è oggi e soprattutto quello che è stato al London Film Festival. Ha lavorato al National Film Theatre di Londra, ha lavorato anche al San Sebastian Film Festival, quindi alcuni dei luoghi principali della cultura d'Europa. Ha lavorato proprio a livello apicale come amministratrice delegata di HBO, grande network e anche produzione americana, arrivando a portare a compimento dei film completamente innovativi. Ve ne cito uno su tutti, Elephant di Gus Van Sant, un film che ha valso a Gus Van Sant la notorietà internazionale e la Palma d'Oro a Cannes. È considerata una specialista assoluta dell'industria cinematografica latinoamericana e quando i festival internazionali hanno bisogno di una consulenza, di un parere, oppure nella sua attività attuale anche legata alla promozione internazionale dei film, si deve avere a che fare con questi paesi e con Cuba in particolare, si chiama lei. Ha fondato una casa di produzione che ha un nome assolutamente originale, che si chiama Tequila Gang, e l'ha fatta con un signore che si chiama Guillermo del Toro, uno dei più grandi registi della contemporaneità. Se Alejandro Iñárritu o Iñárritu, a seconda che lo chiamiamo all'italiana o alla messicana, è quel grande regista che è oggi, è anche perché qualcuno ha avuto il coraggio di produrre e mostrare, quando nessuno lo voleva ai festival, il suo Amores Perros, e questa è sempre lei. Poi c'è Pedro Almodóvar, Jeremy Thomas, produttore di Bernardo Bertolucci, insomma una carriera davvero ricchissima. E quindi per me è un particolare onore e piacere accoglierla qua a Pordenone. Diamo un grande applauso a Rosa Bosch. Mi hanno detto che di questi parti si dice mandi mandi. Buonasera. Come vedete è anche poliglotta. Come mai parli il friulano? Rivelaci questa cosa. Sono nata a Barcellona, sono catalana di origine, catalana nata durante il franchismo, ma a casa mia si parlava catalano e veramente è la lingua friuliana che è la prima volta che ho visto forse da giovane qualche libro di Pasolini, poesia in friuliano. Se sei catalana è più facile di capire che se sei spagnola, questo certo. Bene, grazie, è un piacere accoglierti, sentite poliglotta, quindi è una sorpresa anche per noi questo tuo italiano assolutamente perfetto. Siamo qua però per parlare di un film mitico di cui sei in buona parte responsabile, avendo seguito tutta la produzione del film. Ci devi raccontare com'è andata, perché io ho detto un piccolo collegamento con Ray Cooder, ma in realtà c'è molto di più, per cui... È molto interessante Buena Vista perché Buena Vista è una sorpresa, è un film, ogni tanto nella vita capita qualche cosa, gli angeli, quello che Lorca chiamava duende, non si sa mai che. Infatti i film sono, come diceva il mio grande amico Bertolucci, i film in festival sono come le pimientos del padrón, unos pican y otros no. Come peperoncini, qualche sono hot e qualche non sono hot, qualche vanno, qualche non vanno. I film sono un po' come un ristorante, perché lì tu puoi andare a un ristorante e hanno gli stessi ingredienti che tutti gli altri, pomodoro, acciughe, sale, pepe, carciofe, e a qualche ristorante sono buoni e a altri ristoranti non è buono, ma gli ingredienti sono gli stessi. Nel caso di Buena Vista era un film contracorrente. Buena Vista veramente, come sapete io sono spagnola, è un film di fusione, il produttore di dischi è inglese, l'ingegnere di suono è inglese, il direttore di fotografia è tedesco, il di suono è tedesco, c'è un gruppo di cubani, ci sono amici, è un film di fusione che
era un po' sulla musica della mia generazione, era la musica dei nostri genitori. Non vedo con la luce l'età dei voi, ma immagino che se non siete tutti da 20 anni, c'è qualcuno un po' più di età. Quando Buena Vista è uscito, quello che stava di moda nel mondo era salsa, Gloria Stefan, Miami Sound Machine, disco. Questo era un film che all'inizio la gente diceva, vai, figurati, la musica dei nostri genitori, è come dire, non so, come si chiama questa musica favolosa del Sur Calabria, la Tarana. Taranta. Immagina facciamo un film sulla Tarana che diventa popolare, un po' questo lo steso. Ma c'è stata una confluenza di elementi interessanti. C'era un disco inglese che ha cominciato, Ray Cooder aveva fatto un viaggio alla Cuba comunista molto chiusa di 70 con Dizzy Gillespie, avevo sentito un po' la musica, ma non succede fino a che lui fa un disco con un grande chitarrista africano, Ali Farka Touré di Mali, che all'inizio è come andare alla fonte del blues. E di là si collega con un regista, con un produttore di musica inglese e l'idea era di fare una collaborazione di musicisti africani e cubani, ma siccome la vita non è perfetta, questo lo sappiamo, qualcuno ha fatto male le visas di entrata a Cuba degli africani. Dunque Ray Cooder e Nick Gold, che è il produttore di World Circuit della musica, si sono trovati a Cuba con un studio, gli africani in Africa che non potevano viaggiare e un po' sedute con un caffè dicendo e adesso cosa facciamo? E quello che hanno fatto è il primo disco. Noi siamo andati al secondo disco, molto all'inizio, anche la gente in Cuba, perché il comunismo aveva scelto di non ricordare il passato musicale. Cuba è uno dei paesi con un passato musicale più ricchi. Ricordatevi che l'inizio del blues, la cultura americana cubana è una grande ricchezza. Gli Angeli, quello ristorante, gli ingredienti sono caduti, è fatto con pochissimo soldi, è fatto di strada, è fatto veramente a cavallo, Bimbendo dirà sempre a cavallo. Il risultato è sorprendente perché è due cose, è una fusione e tutta possibile nostalgia. Devo dire che questo, 98-99, il muro di Berlino aveva caduto, all'Habana c'era miseria, fame, c'era fame, fame, fame. E di qualche maniera ha dato un senso culturale, un orgoglio storico che ha fatto un click con il resto del mondo, da una maniera che nessuno di noi. Vi devo dire che qualche delle immagini che vedete, allo studio l'acqua cadeva, quello che vedete che girare era tutti noi accappando l'acqua. Ma c'era l'angelo, è una grande fortuna personale quando c'hai l'opportunità, forse nella vita ti capita, se ti capita una volta o due sei già una persona fortunata, ma la connessione con il resto del mondo ha anche cambiato Cuba, perché soprattutto gli italiani siete stati le spese, il primi paese che ha comprato il film, anche non finito, è stato l'Italia. Una cosa veramente, anche voi avete una tradizione, Feltrinelli, avete una grande tradizione di collegatura con la cultura cubana. Un'avventura incredibile, 25 anni qua, ci siamo ancora a parlare. Una cosa forse devo dire, recentemente in Spagna abbiamo fatto una proiezione con architetti. Se qualche di voi è andata all'Habana in turismo, sapete che l'Habana ha una ricchezza architettonica incredibile.
25 anni più tardi non avevo pensato mai che sarei qua, bella città di Pordenone, dove si mangia molto bene, devo dire, a dirvi a voi che infatti quello documentale su una generazione di musicisti persi, dimenticati, con un po' di poesia, con un po' di poesia di miseria e di successo, perché c'è successo anche, che finirebbe 25 anni più tardi come un documento architettonico da una Habana che tristemente tanti posti che sono girati qua non esistono più, sono caduti. C'è una cosa anche del bel lavoro degli angeli che con il tempo, ogni tanto come i bambini, diventi meglio. E mi sembra che l'istoria di Buenavista, un sacco di amici che hanno lavorato con noi, qualcuno sono morti già, dei musicisti ci sono pochissimi, c'è Eliades, chitarra, Omara, ma per loro è stata un'avventura incredibile. Eliades, che è il personaggio principale, è uscito dalla miseria totale e ha detto Rosita, si mangia meglio all'aeroporto di Roma che all'aeroporto di Parigi. Anche loro hanno avuto questa opportunità e fantasia di avere la loro cultura internazionalmente rispettata, voluta. E alla fine è un documento di una Habana che non c'è più, che è finita. Il film si apre e si chiude con due grandi concerti, dicevo prima che insomma il film è stato anche molto ascoltato, poi come colonna sonora è stato, lo ricordavi anche adesso, un'occasione di riscatto di certa musica cubana. Mentre lavoravate sul film avevate la sensazione o avevate anche questo come obiettivo? Niente, e sai, alle volte si lavora su film mitici, dici avevamo un'energia, niente, nessuno aveva nessuna idea, neanche Wim Wenders, neanche Rai. Siamo andati molto veloci a registrare quel momento, il disco non si sapeva. Una volta voi vedete le due concerti, Amsterdam e Carnegie Hall, si è cominciato a vedere che qualche cosa andava bene, ma i 20 giorni all'Habana dove ogni mattina era a trovare la gasolina, e quando dico gasolina, gasolina per le macchine, che non è che avevamo tante macchine, 2 o 3, ma anche la gasolina per i musicisti, tabacco e ron. I grandi musicisti, se non c'è gasolina, non funzionano. E ogni giorno non c'era da mangiare. Dovete pensare che non è come diciamo, giriamo qua, andiamo a comprare 2 panini. Panini non esistono. Ma il successo non si sapeva e io sono convinta a questo punto, perché i cubani all'inizio erano un po'... vedete che anche c'è il figlio di Ray Cooder che fa il drumming, percussione, e c'è una percussione africana, è veramente fusion. Anche se voi pensate che è son, bolero, il classico cubano, c'ha un po' di spice, c'è un po' di fusione. All'inizio i cubani erano un po', sai, come uno che va, non so, alla Fenice a cantare opera in spagnolo, non va bene. Ma una volta il film è diventato un ambasciatore culturale, che è una cosa che è realmente rara. Il film fra l'altro racconta una storia che si era fermata, perché parliamo di musicisti che lavoravano in particolare con la dittatura di Fulgencio Batista, quindi prima. Ti sei fatto un'idea su questo, sul fatto perché loro a un certo punto abbiano smesso, se questo è collegato alla politica? Ma i musicisti non lo vedono così, perché l'istoria di Cuba è così, guardate, lo studio dove vedete tante immagini dove è registrato è uno studio dove hanno cantato Frank Sinatra, Nat King Cole, Josephine Baker, tutti i grandi. Loro, soprattutto non Frank Sinatra, i neri, cantavano ai country clubs, alle grandi posti, ma andavano agli alberghi di neri. I musicisti non pensano così, dittatura, non dittatura, è solamente che
loro sono diventati fuori di fashion, non erano popolari più. È un po' l'istoria di Buena Vista da un punto di vista musicale, è una banda immaginaria. Non è tanto c'è una fantasia in Buena Vista, per questo non fa niente che tu guardi il film e non sai che tipo di musica è o non è. C'è un concetto di un gruppo immaginario di gente che si trovano a fare quello che fanno meglio. In questo c'è anche la grande qualità del regista che è stato in grado di restituirlo con assoluta naturalità. Come è andato a lavorare con Wim Wenders? Voglio dire, nel caso di Bim, non sei solamente un grande regista, Bim non parla spagnolo. Ecco quello che dici tu, che è un grande regista che può fare di quello che sta succedendo davanti a lui, ma guardate, vicino a casa di Boy, Bertolucci non parlava cinese nell'Ultimo Imperatore, anche c'è una tradizione di cinema dove devi parlare la lingua del cinema, non la lingua di loro. E dopo abbiamo portato anche della gente che Bim poteva chiedere, consultare, parlare, ma le lingue, è la lingua di tu e io, la lingua di amicizia, la lingua di pelle. Questo è molto bello perché alla fine è un racconto di grande cinema, questa cosa che stai dicendo, che è una lingua universale, che non ha bisogno di interpretazioni, di traduzioni. Con un po' di ron e tabacco. Certo. Senti, Anche. devo farti qualche domanda anche sui tuoi progetti futuri o attuali, se ci puoi dire qualcosa, perché ci interessa ovviamente sapere anche se ci puoi dire qualcosa di cosa stai seguendo, se c'è qualche film in arrivo. Non ci sono giornalisti, non No, li vedo. non ancora, ma grande piacere forse di fare qualche cosa su un poeta italiano, ma vediamo come cammina. Va bene. Senti, sei venuta fra l'altro vestita perfetta per questa serata, anche È il swatch. con uno swatch molto particolare che non so se dal pubblico si riesce a vedere, con Ernesto il Che Guevara, che direi che merita un racconto perché è estremamente legato al film. Ragazzi, se trovate uno di questi, comprateli. È un swatch disegnato al tempo di Buena Vista, Rivoluzione e Che Guevara, ma questo è il fotografo che ha fatto la fotografia di Che Guevara, che l'avete su tutti i mercati, ha due figlie un po' così, che hanno fatto una causa con swatch e li hanno fatto smettere di fare l'orologio, ma è un bellissimo orologio con la bandiera cubana. E se casomai trovate qualcuno che ce l'ha, siccome le figlie di Corda, il fotografo, hanno fatto una causa e hanno vinto, l'unico posto nel mondo dove si potevano comprare era a Cuba, perché Cuba non è iscritta a nessuno dei conveni di copyright e tutto questo. Se li trovate li potete dire, ma tu sei amica di Rosa? Perché infatti li ho comprato tutti io a La Habana. È bello, molto bello. Ma forse ce n'è qualcuno in rivendita in giro, ma se lo trovate vi prego chiamate a Cinema Zero e lo vengo io a Qui siamo, pigliare. ci mancava questa, che di spacciare swatch. E non lo potete vedere, non lo vedete di qua. Però grazie, l'aneddoto è magico anche perché ci racconta come Cuba sia sempre un luogo con contraddizioni ma anche con affermazioni di vitalità eccezionale, credo che il film lo racconti in forma assoluta. Rosa Bosch, è il momento anche di fare un ringraziamento perché sei qua anche per un amico comune che ci tengo a ringraziare molto, che Luigino Bardellotto, per noi chiamato anche a Pordenone affettuosamente. Voi Gigi avete Cuba. la più grande collezione di manifesti grafiche cubano Sì, nel mondo. Il suo centro studi per il cartel cubano, grazie a Gigi per l'attività incessante che fa con persone come Rosa Bosch e altri per tenere viva la cultura cubana che deve resistere, diciamo, ci racconta. Sì, non è un grande momento, ma non è un grande momento a Nicaragua, a Venezuela, siamo inguaiati per tutti, ma la ricchezza culturale, Cuba è una isola di 10 milioni di gente, la ricchezza di musica, di letteratura, di architettura, è veramente incredibile, è una roba eccezionale la cultura. Tu vai in bagno e la signora del bagno ti recita Neruda.
Mamma mia. Dunque, devo dire una cosa all'ultimo, non so la legge italiana, ma se vi piace ballare si può ballare. Benissimo, è un bel invito. Grazie a Rosa Grazie. Bosch, grazie davvero di Grazie essere stata a te. con noi, è stato un grande onore e un grande piacere. Ma posso fare una domanda? Quanta gente l'ha visto già e la viene a vedere per seconda volta? Alzate le mani. Alzate le mani. Oh, è un bel ristorante, eh? Beh, hai fatto un bel lavoro. Grazie ancora, Rosa Bosch, Buena Vista Social Club. Grazie a tutti.